Mamma mia, la faccia di Spalletti. Siamo oltre il 90esimo, ha dato 8 minuti di recupero e quindi ci vediamo questo finale insieme perché, mamma mia, che schifenzia. Signori, io sono Valerio Fluido da New York, iscrivetevi al canale se siete capitati per caso, perché vi è interessato la copertina che ho fatto proprio al volo col cellulare. Non c'è tempo. E non c'è tempo per l'Italia per recuperare questa partita. Adesso la speranza è di vedere una reaction proprio volante dal vivo in registrazione, ma questo va al di là, perché noi magari finiamo per passare il turno comunque tra le migliori terze. Dobbiamo vedere che cosa fa l'Ungheria, cioè è qualcosa che io non avevo proprio, non ho studiato le varie possibilità, ne ho sentito parlare, ma tu vuoi pensare che un pareggio con la Croazia lo riesci a fare, e invece siamo proprio nulli, e si possono affrontare i discorsi dei giocatori, delle individualità, perché è una squadra scarsa, l'Italia è scarsa. Molti si prendono collera quando io dico questa cosa: la Serie A è scarsa, l'Italia è scarsa, Barella è scarso. Dico Barella perché capitò che ne parlavamo, no? Si parlava di Anghissà e io dissi: Anghissà, se gioca a pallone è uno dei migliori, se non il migliore potenzialmente mediano che ci sta in Serie A, mezzala, mediano. E mi dicevi, vabbè, ma c'è sta Barella, ci capite, c'è sta Barella, ma quando poi escono dalla loro comfort zone, tutti sti giocatori fanno ridere. Quindi io ci tengo che voi capiate quando io dico scarsi, e sono cresciuto con Davids, con Nedved, con questi giocatori qua, con Cannavaro, Thuram. Io che ho visto giocare Roberto Baggio, voglio dire, è veramente difficile guardare questa nazionale, e però dobbiamo parlare anche di Spalletti, perché onestamente c'è una confusione in mezzo al campo, questa squadra ibrida che non è né quello e né quello. E onestamente, quando tu non hai tempo di lavorare, perché le attenuanti ci sono, il materiale umano è quello che è, il tempo per fare delle cose particolari non ce l'hai, secondo me devi affidarti alla semplicità. Potevi o affidarti al blocco Inter e quindi continui con quella stessa cosa del 3-5-2, lo puoi fare, lo sai fare, molti giocatori lo sanno fare, va bene. Invece una cosa ibrida che non sei a 4, ma non sei a 3, ma non hai 2 punte, attenzione, niente, si continua a soffrire, si è capace pure che ci fanno il secondo, ed è grave per la differenza reti, sarebbe ancora più grave. Insomma, oggi abbiamo visto Retegui, ammonizione per Fagioli, l'altra cosa che io non mi spiego e non sopporto. Oggi abbiamo visto Raspadori con Retegui, benino, il primo tempo, grande parata di Donnarumma e grandissima parata del portiere croato su quel colpo di testa di Bastoni. Poi noi abbiamo Donnarumma, questa è la verità, che in questo torneo è innegabile che è il migliore dei nostri e non si può proprio discutere. Pare il rigore, fa anche un'altra grande parata perché poi l'azione si sviluppa, e poi c'è un dormitorio generale. Ora, nel dire che noi siamo scarsi, che c'è il dormire, il dolce l'aprile, il dolce dormire, mi pare corretto anche dire che mi sembrano fisicamente a pezzi a terra, e questo è un discorso che ci porteremo a lungo anche l'anno prossimo, perché se ci sta il mondiale per club, molti giocatori faranno un numero di partite pazzesco, e insomma si va oltre il limite perché non sono dei robot. E qua questa frase ovviamente si lega a doppio filo col discorso di Di Lorenzo, e mi faceva ridere perché guardando Cronache di Spogliatoio c'era, mi pare che ne abbiamo parlato già in un altro video, fuori gioco, chi è? Trevisani, che diceva il vero vincitore è De Laurentiis, perché le polemiche, le cose, Di Lorenzo gioca male, Kvara gioca male, ma vincitore di che? Se i tuoi giocano male non sei vincitore di niente, anzi ti vengono a bussare, se loro se ne vogliono andare. Attenzione, Zaccagni! Grande gol di Zaccagni, vedi che dovevo fare dal vivo, mamma mia che gol,
ha fatto un gol alla Del Piero dell'Italia delle cose, non c'ho proprio il volume, quindi sta succedendo qua. Del Piero, quello là famoso, Gilardino, un gol alla Insigne, un gol a giro, al volo, bellissimo gol di Zaccagni. Questo non cambia nulla, attenzione, non cambia nulla. Calafiori, vedi, dici vai, gioco, concentrati, Spalletti gli viene un infarto. E il discorso che vi facevo sul valore dei giocatori, perché tutti aspettano che finisce l'europeo tipo Cairo, no? Buongiorno, non se ne parla dopo l'europeo, ma se Buongiorno non ne gioca una, il valore non sale e non scende. Ma se Di Lorenzo continua a giocare e gioca male, perché sta giocando male, il valore aumenta o diminuisce. Ti trovi nelle condizioni che comunque te lo dovrai... Bel gol che ha fatto Zaccagni. Calafiori assist. Ecco, per esempio, Calafiori è capace che sale il discorso, perché è diventato titolare inamovibile anche in posizioni di campo, perché tu poi fai giocare Bastoni sulla sua destra, sulla destra di Calafiori. Insomma, ci sono scelte molto molto discutibili, però a quanto pare la corsa di Spalletti, Zaccagni. Insomma, il discorso che vince De Laurentiis dopo questi europei ci ragionerei sopra nella giornata in cui è finito, nella giornata in cui ci fanno sapere che Kvara ancora 130 milioni, 100 milioni, quell'altro così. Il Napoli deve fare semplicemente schermaglie comunicative. Io ci tengo moltissimo su questa cosa qua. È naturale che non possa dire pubblicamente vabbè, lo volete, si vende, anche se tu l'hai detto prima, perché tutti i cedibili ha scatenato tutte queste cose qua, Di Lorenzo, Simen, poi Lobotka, poi Kvara e tutti quanti insieme. Attenzione, perché poi sei costretto a vendere, ma devi fare in questo momento le schermaglie e dire, perché si sono incontrati di nuovo a quanto pare De Laurentiis e Giuffredo, De Laurentiis irremovibile, Giuffredo irremovibile. Si deve fare schermaglia in questo momento, perché non puoi dichiarare vabbè allora vai, perché a finire che te lo pagano pochissimo e con queste prestazioni te lo pagano ancora di meno, e tu pur di liberartene, perché oramai si è creata una situazione nell'ambiente che è insostenibile, te ne liberi così. Invece no, tu devi far pagare, devi dare un valore che sia logico e legittimo ai giocatori, e non puoi nemmeno però esagerare. Questo lo dico nei confronti di Kvara. Se ti danno 100 milioni, Kvara è la vita mia, ma non puoi bloccarlo, perché ti blocchi un giocatore che poi resta scontentissimo. E questo discorso noi ci dobbiamo ragionare su queste cose qua. Come mai tu hai bloccato Osimhen e queste offerte non si vedono? Non si vedono perché evidentemente non ne vale 120, aspetteranno che si abbassano le pretese, perché altrimenti ti resta quello da 10 milioni e più sul groppone e non ne esci più, mentre quella che se ne vogliono andare, purtroppo, se si supera la soglia dei 100, sto malissimo, ma non è possibile pensare di trattenerli, perché poi gli devi adeguare il contratto e nemmeno basta, perché alcuni al di là dei soldi vogliono andare a fare altri viaggi, altre possibilità di vittoria, e le nazionali non sempre, Kvara, ti possono dare soddisfazioni, quindi tu cerchi le tue soddisfazioni a livello di carriera in generale da qualche altra parte. L'Italia ce l'ha fatta, non bene, ma ce l'ha fatta. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere come avete reagito, lasciate like finali, come avete reagito a quel gol di Zaccagni, e poi ne parleremo, perché c'è molto di cui parlare. Le notizie di mercato stentano ad arrivare, ma sono più le notizie di chi resta e chi deve andare per forza che ci interessano. Non vi preoccupate, seguite